circa da 24 anni, sono venuto quando non mi ricordo più o meno. Più o meno 94. ecco, 94, 25 anni Sì, pensate. nel 94 sono arrivato con l'aereo, perché tanti pensano che sono arrivato col cammello e tutto come dicono, quando non c'era neanche il visto, mi ricordo quell'epoca, ho avuto le tensioni che l'Italia diventa solo un transit, diciamo, vengo in Italia per andare in altri posti che quella volta dicono che sono, invece sono rimasto qua. In Germania? No, ho voluto andare in Gran Bretagna, poi ho detto no, rimango solo 3 anni e dopo torno al mio paese, poi 25 anni sono sposato, ho 3 figli, sono tutti nati qua, non sono ancora cittadini italiani perché... Tua moglie era tua compagna 25 anni fa, di là è venuta da... nel senso la mia moglie studiava con me, poi quando uno decide di sposare, ma non conosce nessuno, ma poi mi sono ricordato che c'è quella ragazza, allora vado, in una settimana ho finito tutto, mi sono sposato, perché non abbiamo il tempo di trovare. Una curiosità, è anche clientela italiana? Certo, è lei, no? Italiano, no? Prende qualcosa dopo? No, ci sono tantissimi, ci sono nostri, diciamo, vicini di quartieri, ma soprattutto vedo che vengono anche dalla città perché sanno che qua trovano magari qualche prodotti, che qualcuno ha fatto la vacanza in Libano e cercano la tahina, hanno mangiato qualcosa. Cercano la? Tahina. Spiega La perché molti non tahina, sanno. tutti la conoscono questa salsa, è diciamo una pasta di sesamo, quel barattolo blu lì. Qualcuno riesce a trovare la tahina? Vedi che lo conosce? La conosci? Allora questo è un prodotto che si usa all'Oriente, soprattutto in Siria, Libano, anche in Egitto. È un piatto, un condimento. Cercano la salsa piccante, cercano il pane arabo, cercano il dolce nostri, succhi. Per esempio abbiamo anche qualche biscotti anche che vengono dalla Colombia, per esempio, vengono colombiani perché trovano anche qualche prodotto, più o meno così. E tu sei anche macelleria, fai Sì. anche servizio di macelleria, perché è importante ricordarlo? Perché tu qui vendi la carne halal, che è importante per i musulmani, vuoi spiegare perché? Certo, allora la nostra carne è sempre una carne italiana, tra parentesi diciamo, che è macellata qua, abbiamo i certificati normali, diciamo come dice la legge, cerchiamo di adeguarci. Nel senso che le bestie sono sempre, diciamo, comprati qua, però vengono macellati diversamente, dal punto di vista religioso, tutto come una volta fanno qua. Ecco, praticamente vengono macellati, dissanguati, vengono sgozzati, l'animale viene sgozzato così tutto il sangue, o la maggioranza del sangue deve essere uscita, e l'unica diversità, diciamo, che la facciamo. Dolci. Io ho visto questi. Ecco, lucum, questo è questo è un dolce, si chiama lucum, non dico purtroppo, forse è giusto così, sono tutti confezionati. Qual è? Questo qua. Il lucum è Che buono. un dolce, diciamo, che ha centinaia di anni come esistente, quello che so è un dolce turco, diciamo, di origine. Poi è stato diffuso praticamente dal tutto l'impero, diciamo, ottomanico di quella volta, compreso Balcani, fino in Marocco. C'è anche quello, è dolce, scusa signora, quello, ecco, quello è simile preparato, si chiama Kadaif, e questo è molto anche famoso. Kadaif. Kadaif è simile cotto, simile preparato, per questo si deve aggiungere anche il miele dopo su questo, e diventa un dolce, però questo è sempre una cosa, diciamo, come posso dirla, non tradizionale, fatta a casa è molto molto più buona, soprattutto quello che fa la mia moglie. Questo c'è quella anche il dolce pronto su base di sesamo, questo. Quello si chiama Cannella. halva, Si chiama sulla base di sesamo.
ecco, sì. Ma è una Scusa. crema? Ecco. Io adesso vi apro e vi faccio assaggiare a tutti, se volete anche. Non cominciamo Lori, prendi. Ragazzi, prendi, Sapore buonissimo. Com'è? Di cosa sa? Di amaretto, Torrone no. di torrone un po' sa, sì. Non saprei. prendi quello grosso, no? La base, la pasta è sesamo. Passate di là. Vedi, ed è andata bene. Marco, conviene sapere dove andare perché sta già piovendo. È bene a sinistra, a destra. Allora arrivo a... Sandali apposta per la pioggia, Gli ultimi saranno i primi. Allora, ripeto la domanda. Dov'è la moschea? No, è la domanda. Dov'è? Secondo me qua dentro. Secondo te qua dentro? Secondo voi? in quel cancello, In quel cancello? Quale cancello? quello. No, non è quel cancello. Acqua, acqua, acqua. Comunque siamo vicini, eh? Anch'io faccio vedere, tolgo le scarpe e le metto qui. Scalza, sì. Sono onorato di voi che volete conoscere. 4 anni siamo qui, 4 anni su tante cose. Tante scuole con i bambini, veniva a visitare con maestri, informazione cosa è Islam, quello che noi sentiamo in televisione e altre informazioni in realtà tante sono diverse. Ci sono tanti musulmani, fratelli che voleva insieme stare, un posto sono piccoli, non usciamo, per cui abbiamo insieme con quello di Opel Marano
l'altro centro Altro islamico, centro quello di Via islamico. Marano. Siamo un po' diversi, siamo asiatici, loro sono arabi, comunque non capiamo lingua, tante diverse occasioni, noi abbiamo aperto qua. Se volevate capire come mai ci sono tre moschee, vi ha dato una prima spiegazione. Sì, allora aperto qui, sta andando bene, tutto a posto, abbiamo fortunatamente questo sopra palazzo non vuole che noi stiamo qua, avevo denuncia che noi non possiamo stare. Scusa Dio, Shaddad, grazie a Dio. diciamola bene. Quando i condomini, lui ha affittato questo locale, tutto ok. Quando i condomini hanno saputo che qui avrebbe aperto un centro islamico, è partita la causa. E lui la causa l'ha vinta dopo 4 anni, ricordiamo. 2 Quando? volte abbiamo vinto, una volta ha fatto un'altra grande. Spero che loro finiscano, perché fino a 4 anni mai è venuto nessuno a protestare che noi facciamo qualcosa male. Se qualcosa non facciamo male, non disturbiamo nessuno dei quartieri, non ha senso che vi devo chiudere e andare via. Se ovviamente dicono questi fratelli che fanno ostacolo o disturbano con questo quartiere, sicuramente chiudo me ne vado. Perché quando uno muore o un malato non riesce a gestire solo economicamente, noi come veniamo qui, facciamo raccolta per questi fratelli. Questo è libero fare raccolta quando uno muore. Qui uno malato non riesce a pagare spesa medico o di sanità, allora noi aiutiamo tutti fra di noi che facciamo raccolta, diamo a questi signori e così via, che stanno andando avanti così. Altra volta abbiamo andato noi in chiesa è venuto qua, una bella soddisfazione, conoscenza, una cosa più bella che è successo in questa situazione. Ogni anno vengono da diverse scuole bambini a visitare, tutto siamo qua. Cos'è il minbar? Dove si fa una preghiera, sale su. È il- I fedeli? No, solo chi fa imam. la traduzione è pulpito. Sì. Questo qua. E dopo imam va prima e noi siamo dietro tutti. Ma lei è imam? No, io sono responsabile di questa situazione. Qua imam non c'è. Non c'è imam. Quello che sa più, allora lui va avanti. Ogni volta vediamo 20, 30, 40 persone, sappiamo che lui sa più bene, allora lui va avanti e fa preghiera. Qui comunque accettate tutti, sia sunniti che sciiti all'interno così, tutti. Quindi convivete nelle diverse scuole, insomma. Okay. Allora io ho voluto fare una roba più grande, questo Marco dice no, questa volta facciamo così, la prossima volta volevo una cosa più grande, fare una cena diversa, ma L'ho pregato di no. contenersi. Boh, allora abbiamo preso qualcosa per bere e assaggiarsi, qualcosa che ho preso da qui. Grazie. L'orientamento delle persone che devono pregare non è verso L'orientamento. deve essere sempre verso Sì, no, sì, verso Mecca, no? Quindi Dove era Mecca? Tutto il mondo girano verso Mecca. Tutto il mondo, sia sui musulmani e quindi da quella parte Sì, di allora se invece lei... sì. Scusa Marco, ma il tuo ufficio qual era? Adesso te lo faccio vedere. Allora, devo spiegare brevemente voi probabilmente avete letto tutti, no? Il progetto, il programma, eccetera, eccetera. Si parla di dadaismo e siamo stati ispirati dal dadaismo perché avrebbe potuto essere anche futurismo, però ci ha affascinati di più il dadaismo perché nasce come movimento pacifista, in contraddizione con i futuristi che invece per esempio in quegli anni, che si parla della prima guerra mondiale, erano favorevoli alla guerra. Allora, siccome è saltato un po' tutto questa sera e dobbiamo però fare qualcosa di dada, dobbiamo farlo, e io vi do dei fogli, magari li leggete, mettetevi, non so, non ce n'è per tutti, prendete i fogli qua, no? Adesso
Allora, beh sì, insomma. Vuoi una anche tu? Ma sì, dai. Sì, dai. Allora, ma ce n'è abbastanza. Allora, attenzione. Vi siete accorti? Allora, ogni foglio ha uno scritto, non sono poesie, sono scritti, anzi, chiamiamole popsie, se volete saperlo, si chiamano popsie. Adesso io vi chiederò una cosa, di leggere queste popsie. La particolarità consiste nel fatto che noi leggeremo tutti insieme, ognuno il suo foglio, una popsia, quello che avete davanti, e io faccio il direttore d'orchestra, perché naturalmente una popsia non può essere letta con lo stesso volume, deve partire molto dolcemente, dopo come un'onda deve alzarsi, dopo deve riabbassarsi e possibilmente, se siete capaci, un sussurrio finale per chiudere l'imbellezza. Poi a me è capitato quella giusta, da vecchio, la mia si chiama da vecchio, quindi vi dirò che vi ho dato in mano dei fogli, potevano essere anche fogli di giornale. L'importante è creare la musicalità della parola, perché praticamente noi siamo abituati ad ascoltare un'orchestra è un insieme di strumenti, noi facciamo un'orchestra letteraria dadaista. Batto 4. O batto 3, scusate, 3 quarti, cosa facciamo? 4 quarti, eh? Ci siamo col 4 quarti? Ok. Spiega il 4 quarti ai profani. Sì, il 4 quarti è uno in più di 3 quarti. Benissimo. Allora, pronti? Cominciamo dolcemente e io vi dirigo, sentirete la mia voce ogni tanto. 1, 2, 3, 4, via! Chiudere! Il violoncello va sempre fuori tempo. Un applauso, grazie.